Noi sappiamo che la staticità non è una prerogativa umana e quindi quando abbiamo delle condizioni ambientali o di esigenze operative, lavorative in questo caso, che limitano il movimento dei soggetti, è chiaro che l'immobilità parziale o totale può creare alcune problematiche sul quale proprio porre l'attenzione proprio per far sì che possiamo dare o fornire un interesse per il miglioramento del benessere psicofisico. Il fatto di imparare delle tecniche durante anche il proprio momento di lavoro sono fondamentali per, uno, distogliere, ristorare il corpo da quelle che possono essere problematiche di compressioni discali. Vedi le cervicalgie che sono soggette tutte le persone che sono al computer per molte ore, non per colpa loro, ma perché questo è il loro lavoro. Oppure l'atteggiamento delle spalle avanti, quindi quello che viene passato come un dorso curvo. E quindi quali possono essere movimenti molto semplici da poter fornire al dipendente per evitare questi atteggiamenti che poi possono confluire in disagi e poi in dolori o in problematiche. Quindi cose molto semplici per allungare per esempio i muscoli pettorali, per aumentare la tonicità della muscolatura fasica del dorso, la quale la perdiamo se non l'aumentiamo, o la mobilità stessa della colonna. Non dimenticando quello che può essere l'allungamento della catena cinetica posteriore degli arti inferiori, la quale chiaramente va in sofferenza, mantenuta proprio da una posizione statica, perché sappiamo bene che ci sono sempre due sorelle che la specificità e la continuità del mantenimento, se poi associato all'ipocinetica, al poco movimento, creano chiaramente una patologia. Ed è questo invece che noi dobbiamo cercare di fornire questo semplice dato, importante e fondamentale per il benessere, con il quale chiaramente si crea un team interessante dove che il primo a beneficiare è proprio il dipendente, il lavoratore e indirettamente l'azienda, le quale ne trarrà sicuramente dei benefici con riduzione dei costi dovuti ad assenze di malattie o anzi con aumento dell'indice di produttività. Sono esercizi che primo vengono svolti direttamente sulla sedia, in cui vi è una mobilità della colonna, elemento cardine di tutta la nostra struttura, del nostro corpo. Esercizi che vanno a mirare sulla, diciamo, meno pressione sui dischi intervertebrali, perché sappiamo bene che i dischi stessi si nutrono tramite un effetto a pompa di perfusione e non vengono enfatizzati da un sistema capillare. Quindi anche solo il fatto di alzarsi per un tot di volte e di sedersi sulla sedia è una cosa fondamentale per il benessere del disco stesso. Sappiamo anche che la mobilità e la flessibilità della colonna sono fondamentali. Ripeto, quindi possiamo pensare all'allungamento delle catene cinetiche posteriori sia degli arti inferiori che la mobilità delle articolazioni. Leggeri movimenti di torsioni del busto, ma tutto questo in base a una meno carico su tutto l'intero corpo, meno carico su tutta la colonna, la quale poi si va a decomprimere e va a togliere cerchiamo di abbassare quel grande problema che è la riduzione dei dischi, quindi trovarsi dei dischi degenerati che sono tipici purtroppo di tutte quelle persone che rimangono seduti per molto tempo e purtroppo devono farle per questioni lavorative e non certo così per passatempo. Ma se in quel momento non riusciamo a dare un input al benessere della nostra colonna, il vantaggio, ripeto, è esponenziale e può diventare un indice proprio personale di lavoro, non solo a questo punto durante l'ora di lavoro, ma anche durante la nostra vita quotidiana.